approfittiamo di questi 25 milioni probabilmente di visitatori che Expo avrà per intercettarne buona quota parte. Del resto abbiamo saputo anche intercettare le 150 delegazioni straniere che comunque hanno sentito parlare di Veneto e hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza rispetto al Veneto. Abbiamo 160.000 aziende agricole, 350 prodotti tipici, abbiamo titolo per candidarci ad essere un riferimento dell'agroalimentare a livello nazionale e internazionale e direi che chi visita il Veneto non può che innamorarsene.